Secondo la vicepresidente della Regione Veneto, assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, si cominciano a vedere i risultati delle sinergie messe in atto tra Regione, Porto e i ministeri. Ci si augura che il nuovo governo dia nuovo impulso alle azioni intraprese, portando soluzioni alle prospettive favorevoli per il futuro, sia per quanto riguarda la crocieristica che per il trasporto merci, afferma la De Berti. I dati relativi alla portualità del Veneto evidenziano il trend in crescita nel porto di Venezia anche per l'ultimo trimestre e che confermano la tendenza positiva già registrata nei primi 6 mesi dell'anno sul fronte di traffico merci e trasporto passeggeri e che ha interessato anche il porto di Chioggia. Mille Note, un nuovo ristorante a Borgo San Giovanni, di fronte a Eurospar. Aperto per pranzo, specialità al pescato del giorno, dal mare alla tavola, ma per chi preferisce è disponibile anche il menù a base di carne. Buon pranzo al Mille Note!